Nuovamente ben ritrovati, buona mattinata con 7 in punto e buona mattinata a Giovanni Azzolini, sindaco di Mogliano Veneto. Buongiorno a voi e a tutti gli amici della 7. Ben ritrovato. L'occasione è per continuare a parlare di città metropolitana. Abbiamo parlato prima con Stefano Chiaramanni nella sua ottica, in quel caso del Movimento per l'Autonomia di Mestre, Piero Bergamo, invece con il sindaco Azzolini l'occasione di capire un attimino in più una città come Mogliano Veneto, vicina e anche vissuta da molti veneziani, se in qualche modo pensi a questa città metropolitana come un'opportunità o come un qualcosa, insomma, o come una chiacchiera tra le tante che possono esserci. Beh, guarda, puoi dire tranquillamente inglobata di fatto in quella che è un'area metropolitana diffusa, ben più ampia di quella che è attualmente di cui la politica sta attualmente parlando, nel senso che da tanto tempo che non c'è più confine fra Mogliano e Mestre, è un tutt'uno, è un continuum di territorio. Viviamo in questa area e la viviamo quotidianamente, anche i nostri cittadini fanno la spesa a Padova, vanno a teatro a Venezia e poi la sera magari vanno a bere l'aperitivo a Treviso. È un quotidiano vivere quest'area diffusa che è inglobata fra Treviso, Venezia e Padova. Mogliano è proprio al centro di quest'area. Per quanto riguarda poi le identità, da tanto tempo a Mogliano hanno convissuto cittadini che si reputavano trevigiani con cittadini invece che si reputavano veneziani senza alcun conflitto. Per tanti anni hanno anche sorriso, ci hanno preso in giro perché giravamo con le targhe delle automobili con scritto Treviso, ma quando telefonavi a Mogliano avevi il prefisso 041 di Venezia. Così è Mogliano, ma ha accolto anche gente da tutta Italia. Questa è senza alcun tipo di conflitto culturale. Esiste da tempo un'area metropolitana che noi viviamo. La politica, come sempre, è molto in ritardo a normare queste cose ed è molto in ritardo a proporre a noi sindaci le vere opportunità che non ho ancora ritrovato, perché se mi chiedi qual è l'opportunità non l'ho capita. Orsoni mi è venuto a trovare, abbiamo discusso insieme, gli ho chiesto fondamentalmente due cose: dammi la licenza del casinò per aprire uno sportello anche a Mogliano, dato che tutto sommato qualche risorsa il casinò porta, e porta anche la legge sulla laguna fino a Mogliano, la legge speciale. Ha risposto Orsoni sul casinò? Questo si può fare, però in realtà capiamo cosa, non certo il casinò che fa debiti, gli ho chiesto la licenza e non quella gestione tutta veneziana che purtroppo per loro continua a fare debiti. La città metropolitana non può essere per noi amministratori la società che porta nei comuni più piccoli l'indebitamento. Venezia è un bel debito, noi non vogliamo pagarlo, sia certo. Quando si fa società si prende l'attivo e il passivo e si fondano insieme. Questo può essere un rischio. Altre cose, le opportunità, dobbiamo metterci a tavolino, discutere e vedere se veramente vi siano. Ecco, ma Treviso e Padova, questa unione non so se definire forzata o comunque arrivata, diciamo, all'ultimo momento, piace al tempo stesso No, Azzolini? Assolutamente no, a me non piacciono le cose che piovono dall'alto, che sono forzature che vengono dall'alto, questa idea che lo Stato imponga ai cittadini dei disegni, persino geografici. Non funziona così. Il federalismo, per chi chiede veramente nello Stato federale o anche in quello che si chiama democrazia, che proviene per forza dal basso, le scelte devono venire dal popolo, le aggregazioni, le scelte devono partire dal basso e andare all'alto. Se Venezia e Treviso oppure Padova decidono di stare insieme, lo deve decidere il popolo. Non può deciderlo chi magari da Roma non conosce neanche minimamente le usanze, i costumi e i bisogni dei nostri cittadini. Ma la chiacchierata con Orsoni era precedente a questo? No, era attuale, era recente dopo che lui ha deciso di partire, ed era anche una chiacchierata che sembrava quasi come un sindaco che volesse venire alla conquista degli altri territori. Ecco, così non funziona, non può funzionare, anche se il dialogo è stato aperto, leale, e come tutti gli amministratori ho riconosciuto in lui quella passione di chi vuole fare l'amministratore e vuole difendere gli interessi del proprio territorio. Mogliano non è la Kamchatka, parliamo di Risico, però al tempo stesso... Nessuno
uno vuole conquistare il Kamchatka, né tanto meno Mogliano, oppure se ci prova trova sicuramente una grande guerriglia. In qualche modo. Però allora per la Mogliano in futuro qual è l'orizzonte? Un orizzonte che vede invece Venezia, Treviso e Padova, tutte e tre insieme. È un orizzonte già più appetibile? Ma guarda, tutto è discutibile, tutto è appetibile, tutto è purché si parli finalmente di sostanze, di cose concrete, non solamente di ipotesi che sono campate un po' in aria. Questa cosa della città metropolitana è un pasticcio tutto italiano, solamente noi italiani siamo capaci di impasticciare così tanto le norme per non produrre assolutamente nulla. Abbiamo deciso di cancellare le province, le abbiamo cancellate? No, le abbiamo tolte solamente ad alcune, senza alcun criterio di merito. Io ragiono così: le province che funzionano si possono tenere aperte, cioè quelle che veramente producono, allora diamo dei criteri produttivi, quelle che producono ricchezza. La politica deve produrre ricchezza per i propri territori, deve migliorare la vita dei propri cittadini. Non lo fanno? Allora cancelliamole tutte. O bianco o nero, non siamo riusciti a fare questo, abbiamo fatto la solita soluzione mediata tutta italiana, un gran pasticcio. Treviso funzionava in Beh, qualche guarda, modo? posso dirlo io, per me come sindaco di Mogliano la provincia di Treviso funzionava e come se funzionava. Faccio un esempio, si è portata a casa le competenze urbanistiche. Per fare una variante urbanistica la provincia di Treviso ci ha messo col comune di Mogliano 5 mesi. Quando si andava in regione, e la regione Veneto era una regione assai efficiente, si metteva dai 3 ai 4 anni. Questa è una misura. Altra cosa, la provincia di Treviso ha gestito per noi le strade bene. Oggi inauguriamo una bretella autostradale che vale 10 milioni di euro. La porta a casa della provincia, concertandola col comune di Mogliano. Queste sono cose concrete che la provincia di Treviso ha fatto. Altre province, io non so, se me lo domandi, cosa ha fatto la provincia di Roma, che coincide perfettamente col perimetro geografico di Roma città. Secondo me nulla, se non sprecare soldi. Proprio a Roma è in queste ore Leonardo Muraro per battere cassa al movimento, più che altro per dire basta a questi tagli indiscriminati. Certo, questa è la cosa più vera, va a dire basta a questi tagli indiscriminati che non premiano i meritevoli. Ormai dobbiamo entrare nella testa che non siamo tutti uguali, l'Italia deve cominciare a premiare chi ben lavora e a castigare, cancellare, eliminare quelle province, ma anche quei comuni, ma anche a volte, io dico esagero, licenziare anche dipendenti pubblici che sono in esubero e non sono nei nostri comuni. È questo. Come funziona invece la regione? Abbiamo detto appunto per un comune come Mogliano i rapporti come sono? Beh, i rapporti sono buoni, indubbiamente, sono buoni, abbiamo la fortuna di essere anche piuttosto vicini a Venezia, questo ci aiuta anche nel dialogo, perché al di là di tutto anche i dialoghi fra i politici sono alla fine dialoghi fra persone, quindi abbiamo più opportunità di incontro. La regione funziona bene, riesce a mantenere per i nostri territori un'ottima sanità e in questo periodo di risorse assai risicate cerca di difendere gli amministratori e soprattutto, come diceva recentemente Luca Zaia, dobbiamo schierarci dalle persone più deboli, quelli che in questo periodo sentono molto di più la crisi. Prova a fare questo con quelle che sono le risorse a loro disposizione. 2 misure, lo ricordo sempre, la Regione Veneto ha 3.000 dipendenti, la Regione Sicilia ha 30.000, quindi chi dei due spreca? Evidentemente la Sicilia. Quante risorse finiscono in Veneto? Ben poche. L'altra misura che fa sempre quadrare i conti e fa anche sbalordire, i moglianesi 100 milioni di euro pagano di IRPEF, me ne ritornano in cassa quest'anno 600.000, lo 0,6%. Altre cifre importanti che sono da segnalare, oltre a questa che è clamorosa? Beh, altre cifre importanti, potremmo fare lo stesso gioco sull'IVA piuttosto che su qualsiasi altro genere di risorsa che i nostri territori danno a Roma, ma fa sorridere pensare che buona parte delle autostrade, così come il passante, è a pedaggio e viene totalmente sostenuto da chi lo attraversa quotidianamente. Buona parte del traffico è anche locale. In Sicilia continuiamo ad avere autostrade gratuite. Purtroppo non è per andare contro a qualcuno, è perché è arrivato il momento per imporre dei criteri standard. I cosiddetti costi standard devono essere applicati a tutte le amministrazioni pubbliche.
una siringa comprata dall'ospedale di Mestre deve costare come quella comprata dall'ospedale di Taranto o di Reggio Calabria, e non funziona così. A Mestre costa 0,50 centesimi, a Reggio Calabria rischia di costare 9 euro. Tempo di una pausa, l'ultima di questa trasmissione, a tra poco con 7 in punto.